Ciao ragazze e ragazzi al Grande Fratello VIP, notizia fresca fresca. Valeria Malini vuole andarsene e abbandonare il reality. Mettetemi in nomination, mi devi nominare, dice a Paolo Ciavarro e ad Adriana Volpe. Me ne voglio andare. Sembra proprio che la goccia abbia fatto traboccare il vaso. Troppe offese, troppi litigi rendono la convivenza davvero invivibile. Si riferisce ovviamente ad Antonella Elia. Nonostante gli sforzi a stare lontano, o meglio quasi ai lati opposti della casa, appena le due showgirl si incontrano, ecco che ci scappa la scintilla e partono le discussioni verbali. Ma la goccia di troppo è stata l'ultima discussione avuta con Asia Valente, e tutto per un piatto sporco. La Marini si crede l'unica a ordinare e a mantenere pulita la casa, pertanto si permette di dare ordini a destra e sinistra. Asia, questo non è un ristorante, le urla la Marini. Ma Asia non ci sta, questa è pazza, e poi le dice che non è sua madre e che non deve urlarle in questo modo. La convivenza nella casa è arrivata a un punto davvero ingestibile. Ed ecco che la Marini dichiara di volersene andare. Non ce la fa più a sopportare tutte queste accese discussioni. Me ne voglio andare, mi dovete nominare. Da quando sono entrata qui me ne hanno detto di tutti i colori. Uno scherza e ride, ma quando è troppo, dice la Marini. Quindi sembrerebbe proprio che ormai abbia preso la sua decisione. Ma proprio sul più bello la Marini si mette a urlare. Ci siete cascati e scoppia subito a ridere. Non vai via allora, stavi scherzando? Sei una brava attrice, commenta Patrick. Ebbene, era tutto uno scherzo. Chissà quanti di voi speravano che la Marini dicesse sul serio. Commentate pure, io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!